farina e il lievito madre. Ora dobbiamo mettere il sale. Mettiamo un pochino di acqua, poca. Si mette il sale e si fanno i nimmi. Cosa sono i nimmi? Acqua col sale si deve lavorare a pugni. Una volta di un lato e una volta di un altro. E questo è l'antico modo, il modo tradizionale per preparare il pane di casa. Ed è una testimonianza che noi stiamo dando a tutti gli amici di Bella Sicilia, consapevoli che sarà un momento di grande interesse, di grande genuinità. Il nostro passato, ai giorni d'oggi, ancora custodito e conservato nei più grandi valori della tradizione enogastronomica siciliana. Tanta fatica, ma la genuinità ripagherà ogni sforzo, è vero? Sì. Mentre dietro di lei il forno tra poco sarà pronto per infornare il pane. E dopodiché quanto passerà affinché il pane sia cotto? Un'ora? Sì, un'ora. E continuate a seguirci sulla pagina Facebook di Bella Sicilia perché stiamo per preparare un video completo con tutti i passaggi, dalla preparazione del forno al taglio del pane di casa per la preparazione del pane cunzato con tantissime eccellenze che saranno gustate qui al ristorante Monte San Giovanni di San Marco d'Alunzio. Li gusteremo vicino alla piscina, sotto questo bellissimo ristorante albergo, qui in mezzo alla natura più pura. Ringraziamo la signora Marisa e vi diamo appuntamento al prossimo video con tutta la preparazione del pane di casa come si faceva una volta.